I rapporti tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia sono molto buoni, ma possono ancora migliorare. Così hanno commentato la Presidente della Regione Debora Serracchiani e il Console Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Dimitri Rupel, a conclusione di un incontro definito necessario e opportuno alla luce della visita ufficiale della Presidente del Friuli Venezia Giulia a Lubiana, dove il prossimo 10 luglio incontrerà le massime istituzioni dello Stato Contermine. Serracchiani infatti sarà ricevuta nella capitale slovena dal Presidente della Repubblica Borut Pahor e dai ministri agli affari esteri e alla salute. Alla visita parteciperà anche l'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca. Nell'incontro si è parlato inoltre della situazione della minoranza slovena in Italia e dei progetti infrastrutturali trasfrontalieri. L'esponente della diplomazia slovena, dopo aver ringraziato la Presidente per le dichiarazioni concernenti l'importanza delle minoranze, ha valutato le questioni ancora aperte di natura tecnico-operativa e non politica. Nel corso del colloquio si è parlato anche dei progetti ferroviari trasfrontalieri da realizzare tra le due aree. È una visita, quella della prossima settimana, molto importante, che sta assumendo anche i toni di un'importante visita istituzionale, vista la qualità evidentemente degli interlocutori. Questo mi rende molto contenta, perché è chiaro che possiamo davvero sfruttare al massimo le nostre relazioni internazionali e migliorare i nostri rapporti. Direi che la situazione sta migliorando, che siamo in un periodo di miglioramento costante, no? 2012 era un anno un po' difficile, ma poi quest'anno mi sembra che la situazione della minoranza slovena è migliorata. Noi abbiamo parlato con la Presidente dei problemi anche abbastanza sostanziali. Il Presidente va a Lubiana settimana prossima. Discuteremo cose come rigassificatori, poi ferrovie, contatti politici, relazioni tra la regione e la Slovenia. Per me più o meno tutto in ordine, no?